La Civica Orchestra di Fiate Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Vero e proprio enfant prodige, Yehudi Menuhin nacque con il violino in mano. Questo strumento sembrava essere nient'altro che un prolungamento del suo corpo. Specialmente da giovane la sua tecnica era prodigiosa. Sentiamo assieme un estratto dal Moto Perpetuo di Paganini. Ma il virtuosismo in sé non è tutto. Per farvi capire quanto sia stato grande Menuhin dobbiamo tornare indietro nel tempo, nello specifico al secondo dopoguerra. Furtwängler, tedesco e accusato di essere colluso con i nazisti, invita Menuhin, ebreo, a suonare assieme, ad eseguire assieme lo splendido concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven. Menuhin, già sofferente per una malattia che gli impediva di esprimersi al meglio, accettò e nel movimento lento compì un autentico miracolo. Nonostante il suono non sia perfettamente pulito, perfettamente intonato e si senta che le mani gli tremano, lui riesce a cantare queste poche note e a riconciliarci con il mondo. Un concerto importantissimo non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista storico.